Buongiorno a tutti, carissimi fratelli e sorelle. Buon inizio di giornata, anche se molti di voi si sono già alzati da tempo, ma è bello incontrarsi per iniziare la nostra giornata nel nome del Signore, per ringraziarlo di questo nuovo giorno che ci ha dato, per chiedere a Lui che ci accompagni e ci guidi sempre. Ma come sempre il nostro buongiorno a Maria, la nostra mamma nel cielo. Iniziamo proprio rivolgendo a lei il nostro saluto. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi vogliamo affidarci alle mani di Maria, chiamandola come Vergine Tempio del Signore. Così troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo: Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii ancora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Sotto l'immagine del Tempio si celebra la maternità divina della Beata Vergine Maria e la santità della sua vita. Maria Santissima è chiamata santuario, preparato con arte ineffabile da Dio per il Figlio suo, singolare Tempio della gloria di Dio, per l'obbedienza della fede nel mistero dell'incarnazione. Altre immagini tratte dalla Sacra Scrittura, il cui significato è pressoché identico a quello del Tempio, sono interpretate come figure della Beata Vergine Maria, dimora nella quale abita Dio e che non potrà vacillare, casa del Signore che Dio ha riempito con la sua presenza, casa d'oro adornata dei doni dello Spirito, aula regale, illuminata dal sole di giustizia, in cui abita il Re dei Re, città santa, allietata da fiumi di grazia, arca dell'alleanza che porta l'autore della nuova legge. Un piccolo racconto stamattina. Un uomo si recò da un monaco di clausura. Gli chiese: che cosa impari mai dalla tua vita di silenzio? Il monaco stava attingendo acqua da un pozzo e disse al suo visitatore: guarda giù nel pozzo, che cosa vedi? L'uomo guardò nel pozzo: non vedo niente. Dopo un po' di tempo, in cui rimase perfettamente immobile, il monaco disse al visitatore: guarda ora, che cosa vedi nel pozzo? L'uomo obbedì e rispose: ora vedo me stesso, mi specchio nell'acqua. Allora il monaco disse: vedi, quando io immergo il secchio, l'acqua è agitata, ora invece l'acqua è tranquilla. È questa l'esperienza del silenzio. L'uomo riesce a vedere se stesso. Scegliti un angolo tranquillo e lasciati cullare dal silenzio. Preghiamo. O Dio, che nel grembo virginale di Maria hai preparato con arte ineffabile il santuario del Cristo tuo Figlio, fa che custodendo integra la grazia del battesimo, diventiamo tuoi adoratori in spirito e verità, per essere edificati in tempio vivo della tua gloria. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il nostro fioretto oggi
forse un po' impegnativo. Trascorrerai, se possibile, 10 minuti nella chiesa parrocchiale per pregare in silenzio davanti al tabernacolo. In alternativa, dedicherai in casa o altrove 10 minuti di assoluto silenzio, spegnendo anche il cellulare. Buon mercoledì a tutti!